A tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di venerdì 4 agosto. Si comincia con una Gentleman, cavalli di 4 anni, Delivery dei Mag di Humayun, Drior, Delfo di Gea, Dora Pan, 2 LMTT, Dollaro Light, Gilly Pearl e Dela Cruz. Questo è il campo di partenza. C'è subito l'errore di Dora Pan, si avvantaggia invece Drion. Nei confronti di Delivery dei Mag parte arretrato e fuori corso praticamente 5, anche Delfo di Gea, squalificato. che regala un centinaio 9 Delacrius squalificato di metri. Anche Dela Cruz ha sbagliato e quindi in vantaggio Drion nei confronti di Delivery dei Mag. Terza posizione per Dollaro Light. I primi 200 in un tranquillo 16-1. Bisogna considerare però anche le condizioni della pista, sicuramente non ideali dopo la pioggia che fin da stanotte è caduta sulla zona. All'esterno intanto si impegna 2 l'MTT, rimasto all'esterno, raggiunge il sediolo di Delivery dei Mag, poi lo copre interamente. Se ne vanno intanto i 600 in 49,6. In vantaggio c'è Drion, che guida anche davanti alle tribune. All'esterno 2 l'MTT, si trascina Gilly Pearl, mentre Dio m'aiuta Tare in terza pariglia esterna. Lungo la corda sempre Delivery dei Mag, che precede il resto dei concorrenti, condotto da Dollaro Light. Intanto primo chilometro in 1:21,9, 500 alla conclusione. Si mantiene in vantaggio Drion, che ora comincia ad accelerare. C'è tanto l'errore di 2 l'MTT e può scattare numero 6 Gilly Pearl, l'errore anche di Drion, e Gilly Pearl può avvantaggiarsi così. Numero 3 Drion squalificato. Con Delivery dei Mag che cerca di rientrare all'interno. Completamento della curva finale con Gilly Pearl in testa, e alla corda c'è però Delivery dei Mag che rientra all'avversario. Vediamo gli ultimi 80 metri di gara con Gilly Pearl che nel finale viene a concludere netta vincitrice. Il secondo posto è per Delivery dei Mag, al terzo chiude Dollaro Light. Corsa ad eliminazione.